Na začetku vse lepo pozdravim, predvsem pa pozdravim našega gosta, avtorja knjige Karla Spartaka Capogreka, ki je tu z nami. Na začetku se opravičujem, da zamujamo, imel je intervju, ki se ga ni dalo preložiti, ker je morala novinarka se vrniti nazaj v Koper, pa še eno obvestilo imam za vas, da zadevo snemamo. To mislim, da nima nihče nič proti. Na začetku bi dala besedo našemu direktorju Damjanu Boštinu, ki je tudi dober poznavalec te problematike in je leta nazaj predstavljal italijansko verzijo knjige v Ljubljani. Dragi, vsi, ki ste prišli danes na to predstavitev, ali lahko rečemo nekoliko sicer morda zapoznelo, ker konec koncev knjiga, ki jo danes uradno predstavljamo, je že nekaj časa zunaj. Ampak kljub vsemu in predvidevam seveda, da je marsikomu od vas tudi osebno znana, se pravi, da je vsaj prelistal, če že ne prebral vse. In mislim, da imate zaradi tega lep vtis ali pa boljši in bolj natančen vtis, o čem bomo pravzaprav tudi danes govorili. Pozdravljam seveda avtorje in zato izkoriščamo tudi to priložnost, da naredimo še eno predstavitev, ki je sicer v Ljubljani v taki obliki ni bilo še. Karla Spartaka Capogreka, ga lepo pozdravljam tudi v svojem imenu in imenu inštituta tu med nami. Konec koncev iz ravno kraji, odkode prihaja, niso ravno bližnja Italija, ampak je seveda južnejša Italija in toliko bolj seveda smo veseli, da ga lahko pozdravimo. Jaz sem vesel, da ga lahko pozdravim v naši sredi. Samo en kratko informacijo. Gospod Capogreko je začel z taboriščem svoje proučevanje zgodovinarska v tej problematiki interniranja, v problematiki koncentracijskih taborišč z temo o taborišču, največjem taborišču v Italiji, v kateri so bili koncentrirani Judje. Se pravi, to je bila njegova prva knjiga na tem področju. Potem lahko seveda za to osrednjo točko omenimo leta 2004 prvič izišlo v italijanščini I campi del Duce, se pravi monografijo, ki je pravzaprav, lahko rečemo v nekem oziru, daleč najbolj sintetičen pogled, pa ne samo sintetičen, ker ima seveda tudi drugi del, ki je zelo analitičen, tudi kar se tiče posameznih taborišč. Torej, vprašanje vojaškega in civilnega interniranja. Mi smo, če govorim malo nazaj kot zgodovinar, zdaj spet seveda imeli predvsem pred seboj tisto, kar je naše kraje oziroma ljubljansko pokrajino in deloma tudi seveda Primorsko zadevalo, takrat, ko je pač v obdobju druge svetovne vojne. In smo morda dobili malo drugačen vtis ali pa, lahko rečemo, splošen okvir, kot ga spoznamo pravzaprav iz njegove študije. Ampak da ne bi bil predolg, bi seveda rekel, da je gospod Capogreko učitelj na univerzi v Kalabriji, oziroma univerzi Kalabrije, moderne zgodovine oziroma sodobne zgodovine, toliko še v informacijo in seveda, da z knjigo I campi del Duce, se pravi z knjigo, ki jo danes predstavljamo, ni njegovo delo prenehano. Mislim, da je zadnji, ki ga je omenil, ki jo lahko izpostavim, Svinec in Zlato, se pravi biografija, Vera Storja, se pravi
resnična zgodba partizana Fača, kar morda tako samo za še informacijo. Torej, jaz bi tukaj prenehal in bi dal besedo morda predstaviteljicam današnje oziroma govornicam današnjih minut. Jaz bi mogoče dodala samo še to nekako zanimivost, da je kolega Capogreko po osnovni izobrazbi zdravnik, kar je mogoče tudi dosti povedno. Zdaj pa bi dala najprej besedo Metki Gombač, ki bo predstavila arhivsko gradivo o tej problematiki in pa tudi dokaj razvejeno, obširno in bogato dejavnost ostalih, tudi njeno in ostalih sodelavcev o problematiki italijanskih taborišč v Italiji in pa tudi pri nas. Nastopam tudi kot predstavnica Arhiva Republike Slovenije. To dovoljte, da se vam zahvalim za vašo prisotnost in prenašam pozdrave tudi direktorja gospoda Dežmana, ki je pač danes zadržan. Slovenska izdaja knjige Fašistična taborišča, internacije civilistov v fašistični Italiji, zgodovinarja Capogreka, predstavlja to bogato dopolnilo strokovni literaturi o tej tematiki italijanskih koncentracijskih taborišč za prebivalce tako imenovane Ljubljanske pokrajine v letih 1941-1943. Knjigo, ki je v italijanščini šla že pred desetletjem in je dobro poznana vsakemu raziskovalcu te tematike, predstavljamo danes v prevodu kolegice Nevenke Troha. Že več kot 15 let bo takrat, ko je Capogreko postal zvesti obiskovalec arhivske čitalnice na Kongresnem trgu, kjer je v arhivskem gradivu italijanskih okupacijskih oblasti skrbno zbiral dokumente iz obdobja italijanske okupacije pri nas. Naš takratni in današnji cenjeni gost nastopa danes pred tem auditorijem kot avtor knjige, ki je, upam, da se s tem strinja, nastajala tudi pri nas. Sistematične raziskave italijanskih taborišč se je med italijanskimi zgodovinarji med prvimi lotil prav profesor Capogreko. V uvodnem delu te publikacije je zapisal, da se je potrebno za rekonstrukcijo tematike interniranja ljudi v italijanska taborišča prvenstveno opreti na arhivsko gradivo, ki je tako v italijanskih kot v slovenskih arhivih različno in zelo obsežno. Različno zato, ker je interniranje spadalo v Italiji pod notranje ministrstvo, v Ljubljanski pokrajini pa v glavnem pod vojaško ministrstvo. V prvem primeru je avtor izpostavil delo v Rimu, bodisi v osrednjem državnem arhivu, bodisi na notranjem ministrstvu, kjer je še danes gradivo raznih uradov in podsistemov. Za internacijo ljudi v Ljubljanske pokrajine, iz Ljubljanske pokrajine, ki so bili internirani v koncentracijska taborišča Raf, Gonar, Visko, Monigo pri Trevizu, Reniči in Padova in ki so sodila pod upravo vojske, uporabljajo Capogreko izraz paralelna internacija. Avtor je poleg rimskih arhivov poročeval arhivske fonde v arhivu Vojno-zgodovinskega inštituta v Beogradu in še posebej v Ljubljani, predvsem v sektorju za varstvo arhivskega gradiva druge svetovne vojne, Arhiva Republike Slovenije. Čeprav je naš sektor poznan kot eden najbogatejših arhivov odporništva v Evropi, pa še vedno ugotavljamo, da smo še dostikrat neprepoznani in tudi med raziskovalci tematike druge svetovne vojne neprepoznavni. Tam, torej v arhivu, je nenadomestljiva kulturna dediščina in je tu shranjeno bogato in raznovrstno gradivo italijanske okupacije. To gradivo obsega torej cele registrature ali dele registratur osrednjih vojaških, policijskih, oblastnih in političnih ustanov za Ljubljansko pokrajino, ki pridejo do izraza ob študiju sistema italijanske okupacije. Za poročevanje le-te so pomembni tudi deli registratur okrajnih glavarstv, Logatec, Črnomelj, Novo mesto, prav tako pa skupine fondov tamkajšnjih karabinjerskih postaj, med katerimi je najbogatejši fond, ki izhaja iz delovanja poveljstva karabinjerske grupe Ljubljana in Ljubljana okolica.
italijansko vojaško organizacijo v Ljubljanski pokrajini najbolje preučujemo s pregledovanjem skupine fondov vojaških enot, predvsem pa fonda poveljstva 11. armadnega zbora in njegovih oddelkov in pa seveda karabinjerjev 11. armadnega zbora. Zasluga, da je gradivo italijanskih vojaških enot ohranjeno v takem obsegu, gre med drugimi Jan Vetrinu, ki je po kapitulaciji Italije septembra 1943 poskrbel, da so gradivo 11. armadnega zbora, ki je imelo sedež v tej stavbi, kvesture karabinjerjev in protikomunistične milice, torej 12 velikih zabojev, skrili kot lastnino mestnega muzeja v zaklonišču pod gradom, del pa zazidali v gledališču. Tako se je zaradi iznajdljivosti sodelavcev Osvobodilne fronte to gradivo ohranilo v Ljubljani. Na Ljubljanskem sodišču je ostalo do konca vojne gradivo italijanskega vojaškega sodišča druge armade, ki je skoraj celoti ohranjeno. Pomembno je nadalje gradivo fašistične stranke za Ljubljansko pokrajino in fašistične mladinske organizacije. Izredno bogato pa je tudi gradivo italijanskih koncentracijskih taborišč, ki ga imamo zbranega v posebni zbirki gradiva o žrtvah italijanskih okupacijskih oblasti. Področje Slovenskega primorja je prikazano v zbirki Kraljevih Krestur v Trstih Goricah. Zelo pomemben je nadalje fond družbe Emona, ki je odkupovala premoženje preseljenih kočevskih Nemcev. Praktično v vseh naštetih fondih in zbirkah najdemo tudi gradivo na temo italijanskih koncentracijskih taborišč, konfinacij in arestacij prebivalstva. Pri tem pa je za italijansko okupacijo ne smemo pozabiti tudi na muzeje, za novejšo zgodovino tako v Ljubljani, potem muzej v Mariboru, Kranju, Kopru, Novi Gorici in na regionalne arhive. V bogati ponudbi arhivskega gradiva, s pomočjo katere je profesor Capogrego sistematično obdelal sistem italijanskih koncentracijskih taborišč, je najti tudi odloke, ukaze in zakone, ki so dajali interniranju in konfiniranju prebivalstva zakonsko podlago že od 20 let prejšnjega stoletja. Avtor pa je vsemu temu dodal še pričevanja internirancev in s tem zaokrožil pripovedi arhivskih dokumentov v živo celoto. Že leta 1998 je Capogrego izdal knjigo o taborišču Reniči in tej je sledila kompleksna študija, ki jo je leta 2004 išla v knjigi Campi del Duce, l'internamento civile dell'Italia fascista in jo je leta 2011 prevedla Nevenka Troha. Carlo Spartaco Capogrego v prvem delu svoje knjige odkrito spregovori o prikrivanju tega obdobja strani italijanske politike. Navedajo vzroke in posledice, ki so privedle do tega, da so zamračili resnico in da so desetletja ustvarili skrivljeno podobo o tem vojnem dogajanju. Demistificiral je pojem Italijano brava gente in izpostavil italijansko imperialistično politiko, ki je iskala življenjski prostor. Koncentracijska taborišča je označil kot ena največjih sramot 20. stoletja, citiram, se je bil to poseben svet, kjer so vladali grozljivi posebni zakoni. Avtor je natančno analiziral razne vrste izgonov in interniranja in pokazal na razlike v sistemu interniranja, ki ga je Italija razvijala od 20 let prejšnjega stoletja dalje. Določil je posamezne kategorije in je pravilno pomenoval, tako pokazal na razlike v strukturi internacij, ki temeljijo na nasilju in zanikanju človekovih pravic. Obstajali so sicer še druge odstranjevanja prebivalstva, ampak taborišča so bile najbolj vidni primer politične klime v Italiji v času fašizma. Ta avtorjev širok dokumentarni pristop pri obravnavi italijanskih taborišč je takoj po izidu knjige tematiki privabil nove ljudi in nove pristope za zgodovinske raziskave. Njegova želja, da bi njegova študija pripomogla k ohranjanju vedenja in zgodovinskega spomina z objavo novih raziskav in sintez, se je uresničila. V zadnjem desetletju namreč lahko zabeležimo vrsto del raziskav, zbornikov, knjig, filmov, simpozijev in razstav, ki so dopolnila Evropski fond vedenja v italijanskih taboriščih. Samo temu je dal velik prispevek, tako slovensko kot italijansko zgodovinopisje. Starejšim slovenskim avtorjem, Juvančiču, Mikužu, Ferencu, Jezerniku, Janežu,
Vratuš in mnogi drugi, so na italijanski strani sledili Nadia Pavor-Veri, Alessandra Kerševan s knjigo o Jonarsu in filmom, ki temelji na pričevanjih internirancev zrava Jonasa, pa Ferruccio Tassin, publicist, borec za priznanje taborišča v Visku, Giuseppe Gianotti s filmom o italijanski okupaciji Slovenije in Hrvaške, ki je še vedno v Rimu v bunkerju, pa Dorino Miniguti s filmom Oltre in Filo, ki smo ga lansko leto videli tudi pri nas in v katerem interniranci njihovi otroci sestavljajo mozaik znanja o taboriščih raznih generacij. Pa Konstantino Di Sante s svojim delom Italijani senza onore, nadalje Guerrazzi, Ana Pizzuti in mnogi drugi, ki so sledili in ki govorijo v zadnjem desetletju, izdajo nove prispevke o tej tematiki. Zelo zaslužen za koncentracijska taborišča v Furlaniji, Julijski krajini, je Dario Matiusi z inštituta Gasparini Gradišča v Soči, ki je leta 2004 pripravil obsežen seminar o tem vprašanju v Tržiču Monfalcone v Italiji. Izšel je tudi zbornik v italijanščini in slovenščini. Takrat je organizator dosegel, da so dan spomina na holokaust posvetili Slovencem in Hrvatom žrtvam italijanskih zaporov in taborišč, kar je bil pomemben precedens. Iniciativa popularizacije teme italijanskih koncentracijskih taborišč se je nadaljevala leta 2005, ko se je v sodelovanju Inštituta Gasparini in Arhiva Republike Slovenije rodil nov projekt, in sicer projekt razstave, ko je umrl moj oče, risbe in pričevanje otrok iz italijanskih koncentracijskih taborišč, z dvojezične publikacije, ki z otroškimi spisi in risbami dokazuje krutost takratnih razmer. Ohranjanje spomina na taborišča se je nadaljevalo na Rabu leta 2011, ko se je odvijal simpozij o postavitvi memorialnega centra v spomin na tamkajšnje koncentracijsko taborišče. V ta namen so zgodovinarji, antropologi, sociologi in drugi določali smernice za stanov pomnik na taborišče kampa na Rabu. In še na eno inicijativo bi opozorila, ki je sedaj v italijanskem prostoru precej aktivna, to so raziskave na lokalni ravni, kjer so taborišča bila tako rekoč za hišnim pragom, pa o njih prebivalci niso govorili, mlajše generacije pa so zato izvedele zamudo. Izpostavim naj le eno, Francesco Meneghetti, ki je lansko leto izdala knjigo o taborišču Menigo pri Trevizu, tudi njo smo gostili prav v teh prostorih. Letos pa so v Trevizu postavili spomeninsko obeležje. Pomemben instrument pri popularizaciji zgodovine druge svetovne vojne predstavlja postavitev spletne strani Campi Fascisti, ki so jo novembra 2012 postavili v Rimu. Gre za mednarodni projekt, pri katerem so sodelovali italijanski, nemški in slovenski zgodovinarji in pri katerem je vidno nastopil tudi kolega Capogrego. Čisto na koncu naj povem še, da na koncu knjige najdemo sezname in podatke o taboriščih, kronologijo najpomembnejših upravnih in pravnih ukrepov od novembra 26 do novembra 43 in likovno prilogo umetniških del slovenskih slikarjev, ki so bili internirani v italijanska koncentracijska taborišča in bogatijo vsebino te knjige. Hvala lepa. Hvala lepa. Mislim, da je izpovedanega razbrati tudi to, da se prevečkrat dajemo neke pavšalne ocene o tem, kako v Italiji pravzaprav nič ne storijo za raziskavo svoje pretekle zgodovine za časa fašizma in pa druge vojne. To je nedvomno dokaz, seveda je pa vprašanje, kako so pa ta dela razširjena med uvedenju neke splošne javnosti. Preden bi dala besedo najprej Ivo Ivnikarju in potem avtorju, bi povedala samo kratke informacije o sami knjigi. Knjiga je šla v založbi Zak, verjetno marsikomu bolj znana kot bivša založba Borec. Uredila jo je Tanja Velagič, ki je tu z nami. Zelo zgledno pa je oblikoval Tomaž Perne,
In kot je povedala že Metka, smo vključili tudi reprodukcije umetniških del, ki so nastajale v taborišču in v hrani Muzej novejše zgodovine v Ljubljani. Zdaj pa bi prosila najprej Iva Levnikarja za par besed in potem avtorja bomo konsekutivno prevajali. Ja. Najlepša hvala in lep pozdrav, jaz sem samo njegov šofer in spremljevalec, ampak ne prvič, zato bi rad spomnil, da je knjiga o Veničiji bila predstavljena novembra 1998 v Ljubljani že in ima avtor v spominu, zelo v spominu tisto predstavitev, ker je še pred ljubljansko predstavitvijo prišlo do nekaterih člankov v Delu, je Stojan Pretnar pisal, pa Boris Pahor, vprašanje velike skale in tista debata in tista predstavitev v Ljubljani sta pripomogli, da je tudi ta mešana slovensko-italijanska kulturno-zgodovinska komisija nekako ponovno pognala svoje delo, kar je profesorica Milica Kacin-Bohinska, tukaj prisotna, sporočila tudi z zadoščenjem avtorju in pravi, da hrani tisto pismo kot eno najlepših spričeval, da je njegovo delo koristno. No, potem smo leta 2004 predstavili v Ljubljani, ampak tudi v Trstu in Gorici, v slovenskem, manjšinskem in italijanskem okolju izvirnik. To je ta izvirna knjiga, ki je šla leta 2004 pri ugledni založbi Einaudi v Turinu in ki je bila ponatisnjena v bolj žepni izdaji že naslednje leto. No, ta knjiga I campi del Duce, Duce je na taborišča dobesedno, je potem doživela hrvaški prevod v letu 2006 in je tudi takratni predsednik Hrvaške republike Mesić odlikoval avtorja z visokim državnim odlikovanjem. No, ta slovenski prevod doktorice Trohove smo junija lani predstavili tudi v Trstu in Gorici, takrat smo računali nekako, da bo septembra še nekaj pobud v Ljubljani, vendar so finančne in druge težave to preprečile, zato je danes avtor toliko bolj zadovoljen, da je tukaj z nami v slovenski prestolnici, da se ta knjiga tudi krsti tam, kjer je pač išla. Kot je bilo povedano, je avtor po osnovnem poklicu zdravnik, pediater. On je letnik 55, vedno se je zanimal za zgodovino in pravi, da je izbral zdravniški poklic za to, da bi se preživljal. Nekaj let je istočasno eno in drugo delal kot začasni, prekerni, bi rekli, učitelj na Univerzi Kalabrije, tudi predaval, ampak zdaj se je lani ali predlanskim odločil pustil zdravniško prakso in se popolnoma, čeprav kot začetnik pri svojih letih, 58, posvetil poučevanju na univerzi. To dela z velikim navdušenjem in ob tem vodi tudi poseben inštitut za spomin na taborišča tam na jugu Italije. Zdaj pa je prišel k nam direktno iz Ventimiglia oziroma z francosko-italijanske meje, kjer se je včeraj udeležil prvega spominskega pohoda preko nekega prelaza na 1100 metrih, tam nad Ventimiglia, kodar so po uvedbi fašističnih, rasističnih, protijudovskih zakonov, ampak pred pravim preganjanjem, pol ilegalno, pol zakonito bežali ljudje, ki so se v Italiji zbirali z različnih držav in so bežali v Francijo še pred izbruhom vojne, to je bilo 1939. In so včeraj izvedli, ali predvčerajšnjem en tak spominski pohod, z obeh strani so prišli, pa v judovski sinagogi, potem v Mentonu imeli slovesnost, tako da se udeležuje ne samo kot zgodovinar, ampak tudi kot človek, ki to nosi v srcu to problematiko. Evo, to je samo še udopolnila v temu, kar je bilo povedano. Hvala lepa. Jaz sem pozabila prej samo omeniti, da je prevod oziroma izdajo knjige podprlo tudi italijansko zunanje ministrstvo. No? Tako da je vsekakor tudi na njihovi strani zanimanje za to problematiko. Zdaj pa bi prosila avtorja knjige, da prevzame besedo. Prego. Allora, io ringrazio di questo invito, è sempre un piacere venire qui e Casa ha voluto che sia stato portato
come prima cosa nella stanza che era stata il professor Ferenc, e anche questo mi ha emozionato molto. Rad bi se vam zahvalil za prisotnost in bi rad izrazil veselje, da je tukaj. Vsakokrat, ko je v Ljubljani, je zadovoljen in vesel. In pomenljivo je bilo, da je danes ob vstopu v palačo, gospa, ki ga je intervjuvala, pospremila osobo, kjer je delal, ki je bil kabinet dottorja Ferenca. Anche perché era solito che venendo in questo archivio, che c'era anche l'istituto, no? L'archivio insieme, c'era già l'emozione di stare in questo palazzo storico per quello che ha significato durante l'occupazione, ma anche il fatto che appunto era mio solito già andare in quella stanza come primo saluto, poi si veniva sopra e si salutava tutti gli altri amici e colleghi, e quindi è un posto veramente emozionante per me, è uno dei posti strategici, perché come ha detto la professoressa Gombac prima, questo archivio sicuramente il nodo centrale dell'internamento fascista, sicuramente quello che io chiamo l'internamento parallelo, è qui, sta qui anche a Roma, ma soprattutto qui. Evo, ko prihajajo v to stavbo, ima vedno neke čisto posebne občutke. Ko je prihajal, je bila vedno prva postaja v kabinetu dr. Ferenca, tam se je razklepetal in potem je stopil do ostale sobe, k ostalim kolegom, pozdravil in diskutiral. Takrat je bil seveda še arhiv in inštitut sta bila povezana, takrat je delal veliko, kot je spomnila magistrica Gombačeva, je delal v tem arhivu, in ta arhiv je strateška točka za vsakega raziskovalca te problematike. Je tudi arhiv, centralni arhiv v Rimu pomemben za to problematiko, ampak nedvomno je tukaj ogromno gradiva, ki ga je tudi sam izkoristil. Ecco, sono state dette tante cose, anche troppe lodi nei confronti che non ritengo di meritare. Io ho fatto un lavoro soprattutto artigianale, cioè sentivo questa grossa necessità che avrei voluto che facesse qualcun altro. Tra l'altro le mie ricerche sono state le ricerche di un freelance, non c'è stato mai un finanziamento perché non c'è stata mai una ricerca di finanziamento, perché la maggior parte del lavoro sui campi italiani che è avvenuto soprattutto negli anni, la fase pionieristica, il decennio quello molto duro, del lavoro duro, è stato quello degli anni '80. In particolare fino al quasi 95-96 è la prima ricerca universitaria affidata a studenti. Prima di allora l'Accademia non si è fatto sentire, ma intanto si sentiva e si tagliava con il coltello la necessità che bisognasse avere almeno un quadro generale della situazione. Slišal sem veliko zelo lepih stavkov, tudi veliko hvalnic, ki si jih ne zaslužim. Delal sem pravzaprav kot obrtnik, čutil sem potrebo, upal sem, da bo kdo drugi to opravil, vendar tega ni. Zato sem čutil potrebo, da se lotim te raziskave. Kot prostovoljec, freelance, torej nisem bil predavatelj na univerzi, brez javnega financiranja. To je bilo pionirsko delo najtrše v 80-ih letih, kajti šele leta 95-96 so italijanski akademski krogi začeli posvečati pozornost tej problematiki. Do takrat so to delali samo navdušenci. In torej, ja, to so. Ecco, io sono, come è stato detto, il mio primo lavoro è stato un saggio su un campo per ebrei. Il campo di Ferramonti non è il più grande campo italiano, ma è il più grande campo italiano. Il più grande campo italiano per ebrei. No, moja prva študija je bila posvečena taborišču za Jude, Ferramonti. To ni bilo največje italijansko taborišče, bilo pa je največje italijansko taborišče za Jude. Quando questo libro è uscito, nel lontano 1987, devo dire che se penso a quegli anni mi sento un marziano, cioè io ero un marziano, era un altro mondo, era un'altra realtà, non c'era nessuna, diciamo, consapevolezza neanche generale in Italia su che successero questi campi, non c'era soprattutto il grande
fattore mediatico anche del giorno della memoria, che in Italia è arrivato il 27 gennaio del 2001 e quindi eravamo in un altro mondo. Tista knjiga je šla davnega leta 1987. Če pomislim na tiste čase, se sam sebi zdim nekakšen marsovec, da sem živel na čisto drugem planetu, kajti takrat v Italiji ni vladala nikakršna zavest o pomenu takih raziskav. Sploh ni bilo vednosti o obstoju taborišč. Tudi ni bilo tega, kar je danes od 27. januarja 2001 dalje, to je ta svetovni ali mednarodni dan spomina, ki mu mediji v Italiji posvečajo veliko pozornost. Vsega tega takrat ni bilo. In quegli anni io non conoscevo ancora gli amici di Lubiana, non frequentavo ancora questo archivio, questo istituto, ma frequentavo moltissimo, diciamo che quasi vivo a cavo lì, il centro di documentazione ebraica contemporanea di Milano, perché era lì che trovavo il grosso della documentazione che mi serviva per quel libro, poi anche Yad Vashem, anche in Ungheria, in America, in altre realtà, ma sicuramente no, Ljubljana non era Jugoslavia. Takrat nisem poznal prijateljev v Ljubljani, nisem vedel za obstoj Inštituta za zgodovino delavskega gibanja. Veliko pa sem delal, skoraj bivakiral sem v središču, dokumentacijskem središču judovske skupnosti v Milanu, tam sem našel veliko dokumentov. Delal pa sem tudi v Yad Vashemu, v Jeruzalemu, na Mađarskem, v Združenih državah. Ecco, perché vi dico questo? Perché nel pubblicare quel libro, nel fare quella ricerca, nello stare negli archivi per studiare quel tipo di campo lì, io facevo quello, ma avevo avuto chiara la percezione che c'era anche un'altra realtà, che c'era anche un altro mondo, che c'erano anche delle situazioni di campi dove la gente non era finita così bene, tra virgolette così bene, perché quel campo ha avuto poi il grande vantaggio, che non era un vantaggio voluto dal fascismo, è stato voluto dal caso, dalla geopolitica, di essere liberato il 14 settembre del 1943, quando già arrivati gli alleati, naturalmente per la Calabria, per quei luoghi è finita la guerra. No, ko sem pisal in študiral gradivo o Ferramontiju, že takrat sem občutil, da obstaja še neka druga stvarnost. Da obstajajo taborišča, v katerem se je ljudem godilo precej slabše kot v Ferramontiju. Torej, šlo je sicer za neko prednost, ki so imeli v Ferramontiju, ki ni bila zasluga fašizma, ampak je to stvar usode ali geopolitičnih silnic. Namreč Calabria je bila osvobojena že 14. septembra leta 1943, takrat se je za naše kraje vojna končala. La realtà era molto complessa, non era facile la lettura di Ferramonti. La mia grande amarezza è che quel libro lì ha avuto un grande successo, ma io ero scontento di quel successo. Grandi pagine, tutte le terze pagine, persino l'Osservatore Romano. Terza pagina su questo campo buono, la definizione era sempre quella, gli italiani sono buoni, il campo è buono, un lager, ma all'italiana, come per dire, io avevo chiaro che cos'era stato l'internamento fascista, che non era un gioco da bambini e non era affatto una favola. Cosicché in quello stesso momento ho preso 2 impegni con me stesso. E naturalmente facevo il pediatra, facevo un'altra professione, questo era il mio hobby. Ma la realtà di quel periodo è molto complessa e vi ricorderò una cosa soltanto, che noi stiamo parlando di campi del Duce, ma anche per i campi nazisti presenti in Italia, sotto la Repubblica Siciliana. Le cose non erano facili, la storiografia si è tenuta lontana. Nel 1900, il mio libro è del 1987, libro su Ferramonti. Nel 1979, solo nel 79 o 78, adesso dovrei anche, sono un po' stanco, ma comunque a fine anni 70 uscì il primo libro, il primo saggio, un libro importante, serio, ancora oggi l'ho incontrato adesso a Milano, ieri in libreria della stazione, un libro vivo, importante, non superato. Il primo saggio sulla risiera di San Salva veniva scritto da un poeta, Ferri Fokker,
Ecco, questa era la situazione. Pediatri e poeti scrivevano i primi libri sui campi in Italia, e qui ci sarebbe da ragionare, ci sarebbe di lavorare anche capire perché, la storia della storiografia, la latitanza degli storici, quella che è stata. Ma naturalmente non è che non c'erano storici bravi o che in Italia non si facevano ricerche serie, c'era un'altra visione della seconda guerra mondiale dove il partigiano e il combattente erano i protagonisti, i prigionieri e gli internati naturalmente venivano un po' lasciati da parte. Šlo je seveda za kompleksno problematiko, taborišča so zapleteno vprašanje. Jaz sem doživel s knjigo Feramontiju izreden uspeh. Dejansko so tudi vsedržavni dnevniki, celo Vatikanski observatorij Romano, posvečali cele tretje strani, to je v Italiji kulturna stran, tej knjigi. Ugotavljali so, da pravzaprav Italijani so se lepo obnašali s temi judovskimi zaporniki, da ta lager je deloval po italijansko, torej predvsej po domače, brez hudih vojnih zločinov, hudodelstev. Torej, v bistvu je ta knjiga zelo uspela, vendar je meni pustila veliko grenkobo, kajti vedel sem, da je realnost fašističnih taborišč tudi čisto drugačna. In takrat sem osebno se odločil za dve zadevi. Bil sem sicer pediater, to je bil zame samo koniček zgodovinopisje, ampak takrat sem sprejel dva sklepa. Vsekakor moram reči, da ne samo italijanska taborišča, tudi nacistična taborišča na italijanskem ozemlju v času Italijanske socialne republike Salojske niso bila predmet raziskav. Moja knjiga je šla leta 1987, vendar je prva knjiga o nacističnem taborišču na tleh italijanske države šla leta 1979, malo prej. To je ta knjiga o Takaški križarni. Kdo jo je napisal? Napisal je Ferruccio Felker, torej pesnik. Torej o taboriščih so v Italiji pisali pesniki in pediatri, kar nam nudi veliko snovi za razmišljanje, zakaj uradni ali akademski zgodovinari niso posvečali pozornosti temu vprašanju in jih ni manjkalo. Mislim, da je bil v glavnem drugačen pogled, ki je takrat veljal v Italiji, da je treba posvetiti pozornost partizanu, borcu, ki se je z orožjem v roki upiral, kdo je bil ujetnik, zapornik in tako dalje, ni vzbujal velike pozornosti. Ecco, io mi sono posto due obiettivi, minimali diciamo, ma secondo me importanti. Erano importanti allora e sono convinto anche adesso che fossero. Il primo obiettivo era quello di creare appunto una consapevolezza generale, ma per farla ci sarebbe voluto uno strumento serio, una mappatura, cioè una mappatura generale ma documentata, bibliografica. In questo progetto della mappatura devo dire che ho avuto una grande fortuna di non dover sprecare tempo per cercare l'editore, perché spesso i ricercatori, specialmente i ricercatori freelance, non è solo il tempo che perdi per scrivere, ma anche andare a cercare un editore che porti a buon fine. In questo senso devo dire che sono stato chiamato e con tutti gli onori da Einaudi, che mi ha pagato il biglietto aereo, mi ha pagato l'albergo, mi ha detto vieni a Torino perché vogliamo, perché c'è stata questa grande fortuna che sul finire degli anni 90 questa mia necessità, che era già derivata da quando ho scritto il primo libro, di fare una mappatura, è stata colta anche da un grande editore e mi hanno chiesto di fare questo, quindi è stato un invito a nozze, io sono andato, l'ho fatto senza nessuna censura, senza nessuna, anche avrei avuto bisogno forse di un maestro, di un confronto, ma mi hanno detto hai scritto già tanti saggi, hai scritto già tanti libri, tu sai quello che devi fare, e quindi io mi confrontavo naturalmente, mi confrontavo con Damiano, mi confrontavo con Bustino, mi confrontavo con gli amici storici italiani, mi confrontavo con me quando andavo all'archivio, ma d'altra parte editorialmente io ho fatto quello che ho voluto e loro, finisco, dico solo, si sono impuntati su una questione. Quando ho portato una volta si diceva il dattilo scritto, adesso si porta il file, ma quando l'ho portato, tradotto, messo lì nel Melabò
della collana, perché il libro sarebbe dovuto uscire nei saggi storici con la copertina rilegata, eccetera, venivano 700 pagine. Ho detto no, questo libro, anche se noi lo facessimo, non potrebbe avere l'effetto. Noi dobbiamo andare su una collana di divulgazione scientifica, ma di divulgazione popolare. Loro hanno individuato la collana Istruzzi, quindi con un prezzo relativamente contenuto e un numero di pagine che per ricerca loro di mercato non doveva superare le 300. Infatti siamo a 308, 312. Come si trasforma un libro di 700 pagine a 300? Anzitutto ho dovuto scegliere di sacrificare uno di 2 capitoli e vi dirò qua. Adesso mi interrompo, se non ce la fai. No, kot rečeno, sem si takrat sam postavil 2 cilja, po mojem sta še vedno aktualna. Prvi cilj, vzbuditi v italijanski javnosti zavest in vedenje o tej problematiki. Da se to doseže, so potrebni inštrumenti, morajo imeti ljudje na voljo pač neko orodje, da to spoznajo. To orodje mora biti resno, podprto z dokumentacijo, z bibliografijo. Gre za neko uokvirjenje celotne problematike, pravi mapaturo, postaviti na zemljevid, ampak ne samo na zemljevid geografski, ampak zemljevid zavesti, historiografije in tako dalje, to problematiko jo dobro uokviriti. Na moje veliko veselje nisem izgubljal časa z založbo. Za mnoge avtorje je to križ in težava, da ne samo, da morajo pisati, raziskovati, ampak potem še da iskati založnika in gre veliko energije in časa za to. Jaz tega problema nisem imel, velika in ugledna založba Einaudi me je povabila k sodelovanju, poslali so mi letalsko vozovnico za Turin in plačali hotel, da moram priti na razgovor o tej knjigi. Izkazalo se je, da je moja globoka želja, da se o teh zadevah piše in objavlja, da je tudi želja te velike založbe, ki ni imela nobenega cenzorskega pristopa, torej mi niso postavili nobenih vsebinskih omejitev. Moram priznati, da sem tudi delal brez nekih zgledov, sicer sem diskutiral s slovenskimi, italijanskimi zgodovinarji, navedel tudi tukaj sedeče, vendar nisem imel nekega vzorca, kar zadeva Italijo. Vendar, ko sem prinesel rokopis oziroma kompjuterski fajl, so mi postavili eno zahtevo. In sicer sprva so mislili, da bi ta knjiga išla v zbirki Saggi Storici, zgodovinski eseji, lepo vezana in tako dalje. V tisti zbirki bi knjiga imela 700 strani. Ampak pri tem pa smo se z založnikom pač ustavili in diskutirali, so rekli, absolutno ne. Mi želimo, da je knjiga dostopna čim širšemu krogu, torej mora iziti v poljudni zbirki, popularni, z nizko prodajno ceno in tudi zaradi naših raziskav tržišča ne sme imeti več kot 300 strani, drugače ljudje ne berejo. In tako dejansko ima ta knjiga 308 strani, vendar se mora določiti žrtvovati. Allora c'era la necessità di far passare il cammello della colonna di Mago, cioè di trasformare queste 700 pagine. Ho deciso, avevo la possibilità di eliminare, buttare dalla torre uno dei 2 capitoli che loro hanno individuato. Il primo è il capitolo iniziale, ricognizioni preliminari, dove io parlo della deportazione italiana in generale, del confino, faccio un accenno. Avrei potuto scegliere tra quel capitolo oppure avevo un altro capitolo sulla Jugoslavia dove andavo ad approfondire. Ho deciso di non buttare dalla torre le ricognizioni preliminari, perché il mio primo lettore, il mio lettore tipo, il mio progetto, diciamo, ideale è quello di guardare più ai giovani che agli studiosi, ai giovani, e ritenevo, e ne sono convinto, anche per gli insegnanti, per portare avanti, che fosse importante capire il quadro, i precedenti, e capire come l'internamento non si può sciogliere dal confino fascista, e quindi non me la sentivo di togliere. Invece ho pensato che eliminare quel capitolo sulle Jugoslavie, gli approfondimenti, troverò prima o poi dove andare magari a scrivere qualcos'altro di quelle cose lì. Torej, nastal je problem, kako zreducirati 700 strani na 300 strani, kako naj gre kamela skozi to šivankino uho. Koga vreči stolpa, ne?
koga žrtvovati. Založnike predlagajo, ali spustimo uvodni del, ki govori na splošno o represivnih ukrepih italijanske države in zlasti fašističnega režima, ali pa odpraviti poglavje, ki sem ga posvetil Jugoslaviji. Ohranil sem uvodni del, zato, ker sem knjigo napisal ne za strokovnjake, ampak predvsem za mlade, predvsem za šolinke in zanje se mi zdi bistveno, da imajo zelo jasen okvir, kam se ta zgodba umešča. Da se pove, da taborišča niso nastale samo od sebe, ampak imajo svoje predhodnike, torej fašistično konfinacijo in tako dalje. O Jugoslaviji bom lahko še kaj objavil, sem si mislil in sem ohranil ta uvodni teoretski del. Anche la casa editrice ha collaborato a portare, diciamo, a compimento questo snellimento dell'opera e è stato fatto il miracolo soprattutto trasformando in corpo dizionario tutta la mappatura. Quindi questo ha favorito appunto l'eliminazione di circa 200 pagine, perché il corpo normale è già piccolo, ma noi trasformandolo, c'era anche l'idea originaria di trasformare la mappatura in un colore diverso di pagina, una sorta di pagine gialle dei campi, diciamo. Ma è stato fatto questo. E naturalmente in questa operazione che puntava ad ottenere anche un oggetto scientifico ma che fosse anche di grande divulgazione, è stata anche è un'operazione che poi è stata vincente, è stata premiata perché la casa editrice sono rimasti molto sorpresi loro stessi. Il libro per quasi 6 mesi è entrato nella classifica e non succede quasi mai, mi dicevano loro, che un libro di storia, un saggio puro, insomma, va nelle classifiche dei libri più letti. Quindi la novità e anche la snellezza del prodotto, il costo limitato, secondo me avranno premiato la loro idea. No, pri manjšanju obsega je sodeloval tudi založnik. Sklenili smo, da bi dosegli ta čudež, da drugi del, tisti, ki opisuje taborišče za taboriščem, torej je dobil nekakšno obliko leksikona ali enciklopedije. Tudi tisk je, že itak je tisk, torej ima majhne črke, ampak ta del, drugi del o posameznih taboriščih, torej to postavljanje taborišč na zgodovinski in zemljepisni zemljevid, ima še manjše črke. Prva so celo razmišljali, da bi ta drugi del tiskali na papirju druge barve, kot neko prilogo, da ne bi vplivalo psihološko, da je preveč debela knjiga. No, potem smo tako uredili in uspeh je bil izjemen. 6 mesecev je bila knjiga na lestvici najbolje prodanih knjig v Italiji, kar je za esejistično znanstveno delo seveda izjema. Vplivala je tudi nizka prodajna cena. Non voglio approfittare del vostro tempo, queste cose in genere forse non le ho raccontate mai, non so perché mi viene lì, perché insomma è una sede particolare questa, sento di parlare non solo a degli amici ma anche a persone molto competenti e in fondo, siccome qui questo libro è nato per la seconda volta, mi è venuto, diciamo, spontaneo raccontare, ma vado subito verso la conclusione. C'è stato un altro passaggio che poi ha reso servizio a noi come, diciamo, storici che abbiamo necessità che queste cose vengano scoperchiate, perché il libro poi è passato nella collana economica dei tascabili. Adesso si trova nei tascabili in Audi, per cui il fatto che da 16 euro sia arrivato a 10 euro comprato nuovo anche nelle edicole, poi i tascabili in Audi sono vendutissimi, hanno spesso gli sconti del 25%, quindi veramente questo è stato un grande lavoro di diffusione anche del libro e quindi dell'argomento. No, nočem biti predolg, tudi ne vem, zakaj vam, mislim, da prvič javno vse to pripovedujem, vendar se čutim tu med prijatelji, med domačimi in poznavalci, in ker se je knjiga tukaj drugič rodila, vam še to povem. Vsekakor bi še omenil samo še to glede usode te knjige, da je po prvi izdaji bil ponatis v zbirki žepnih knjig Einaudi. Cena je spet padla od 16 na 10 evrov, prodajala se in se še prodaja tudi v kioskih z raznimi popusti, promocijami in tako da je res dosegla precej ljudi. Ecco, c'era un secondo obiettivo che mi ero proposto nell'87, giù di lì, insomma, quando
mi sono sentito arrabbiato perché si parlava in quel modo dell'internamento fascista. Ed era non solo di fare conoscere e di conoscere io stesso naturalmente l'insieme per quanto possibile, di ragionare nell'insieme, ma anche quello di mettere in comunicazione due realtà di questo fatto storico, ma anche due realtà di studiosi, perché io vi ho parlato appunto, frequentavo molto il CEDEC di Milano, poi io ho cominciato a frequentare questo istituto, ho cominciato a frequentare la biblioteca slovena di Lubiano, ho cominciato ad andare a Belgrado, ad andare in Croazia, ad andare a Zadar, eccetera, e avevo la percezione che questi due mondi di studiosi, queste realtà scientifiche, ma naturalmente non per tutto quello che loro fanno, ma in relazione al mio argomento, tra di loro non comunicassero, cioè una realtà, io sono quasi amico di infanzia di Michele Salvatti e di Liliana Picciotto, ho seguito tutto il lavoro portentoso che hanno fatto loro nella scoperta dell'atteggiamento del fascismo nei confronti degli ebrei, in particolare Liliana con la sua ricerca di tutti i nomi dei deportati dall'Italia, ma quando io dicevo a Lubiana, Lubiana, non sapeva quasi neanche, cioè voglio dire, ho sentito che sarebbe stato necessario, anche se alcune volte forzoso, mettere insieme queste realtà, perché comunque erano realtà di persecuzione durante il fascismo, e credo alla fine che in qualche modo ci sono riusciti. No, drugi cilj, katerega sem si določil že leta 1987, ko sem bil jezen, da je knjiga izvenela kot nekakšna hvalnica dobroti Italijanov in temu, da taborišča niso bila tako huda, medtem ko v resnici je bilo drugače. Torej, ob tem, da bi čim bolj spoznali celotno sliko in tako dalje, drugi cilj je bil ta, da bi se ustvaril stik med strokovnjaki. Jaz sem veliko delal z judovskimi, s preučevalci preganjanja judov, recimo v Italiji, pa je bil omenjen center v Milanu. Ampak takrat, ko sem pisal to knjigo, sem začel zahajati sem na Inštitut za zgodovino delavskega gibanja, v Narodno študijsko knjižnico v Trstu, obiskoval sem arhiv v Beogradu, Inštitut v Zagrebu, v Zadru in tako dalje. Opazil sem, da ta dva svetova, vse kar zadeva to specifično vprašanje interniranja, ne komunicirata preveč. Jaz sem recimo od blizu sledil delu, ki ga opravljajo v Centru za judovsko vprašanje v Milanu. Liliana Picciotto je sestavila seznam, poimenski seznam vseh judovskih deportirancev in tako dalje. Ampak če sem ni omenjal Ljubljano, tukajšnje študije in tako dalje, je padala z oblakom, ni vedela nič. Zdelo se mi je nujno, da se vzpostavi stik, da se tudi primerjajo ti pojavi, saj je šlo za preganjanje zaradi istega preganjalca fašističnega režima in mislim, da sem tudi v tem uspel. Ecco, ritorno a noi, voglio solo toccare un ultimo punto in particolare rapportandomi con gli amici sloveni, con gli amici storici sloveni. Io ritengo, anzitutto devo dare un grande ringraziamento pubblico anche qui, come più volte ho fatto quando l'abbiamo presentato l'anno scorso, per esempio, a Nevenka Troca, perché avere una traduzione slovena è un conto, ma avere questo privilegio di avere un libro in Slovenia tradotto da Nevenka Troca è un altro livello ancora di gratificazione per me, per cui la ringrazio ancora e so che ha fatto un grande sacrificio e purtroppo questi sono lavori di sacrificio, siamo pionieri devoti al sacrificio, d'altra parte abbiamo dato anche come editore, come autore gratuitamente noi la possibilità anche per quello che può servire, ma naturalmente io non ho preteso neanche una lira che avrei potuto chiedere per quanto riguarda i diritti della traduzione, perché è una azione civile, diciamo, e morale che sentiamo di stare facendo. E mi vorrei soffermare in particolare sulla mappatura. Ecco, si parla... Sì. No, prihajam k zadnjemu delu svojega posega. Tu bi se rad ponovno, kot že lani na Tržaškem in Goriškem, javno zahvalil Nevenki Trohi
Kajti ne gre samo za to, da imamo zdaj slovenski prevod te knjige, ampak gre za kvaliteto prevoda, gre za osebnost prevajalke. Vem, da je bilo prevajanje za njo velika žrtev, taka dela so pionirska dela, zahtevajo veliko tudi osebnega žrtvovanja. To smo tudi založnik in jaz kot avtor smo to tudi seveda razumeli, tako da ni bilo nobene zahteve za kakšne avtorske pravice in tako dalje, kajti gre za posege, ki segajo na področje državljanskih in moralnih dolžnosti. Ecco, la mappatura è in un'opera di questo tipo, naturalmente c'è il saggio iniziale, c'è la necessità di una mappatura storica che non è quella dei luoghi, ma è la mappatura dei concetti, che senza questi saggi naturalmente non ha senso neanche fare la mappa, la cartina. Però detto questo, la mappatura è un momento essenziale, anche perché poi le realtà locali, come diceva perfettamente prima le realtà locali poi sulla mappatura, le grandi opere panoramiche fanno il loro lavoro, naturalmente poi a livello locale si può fare tantissimo, anche a livello generale, ma gli insegnanti, gli storici locali, a volte bravissimi, il mondo della scuola, il mondo dell'università, che si ritrova mappata lì, il sindaco, ho trovato giovanissimi sindaci che non sapevano, io racconto già il sindaco di Lanciano negli anni *80, città medaglia d'oro della Resistenza, non sapevano che nella città di Lanciano in Abruzzo c'era stato un campo. Allora la persona volenterosa, lo storico, lo studioso, i ragazzi, le scuole si rivedono nella mappa e questa è una delle funzioni della mappatura, ma non solo questa. C'era per esempio una lunga, la battaglia più dura io contro Einaudi, con cui siamo stati in pace, non abbiamo avuto guerre, ma ho dovuto fare una lotta infernale contro il grafico. Il grafico naturalmente interpreta le esigenze dell'editore che vuole spendere meno soldi possibili e ognuna di queste piante ho dovuto combattere proprio con i denti. In particolare mi sono dovuto veramente azzannare col grafico perché non volevo che io pubblicassi la prima mappa, quella delle colonie di confine, perché sosteneva che c'entra una mappa con le colonie di confine se noi parliamo dei campi di internamento. E vedete, lì c'era un doppio problema. Primo, perché i campi spesso poi si sovrappongono alle colonie di confine. Secondo problema è che in tutta la letteratura che io ho consultato, e che secondo me non esiste, ritengo che non esista, se qualcuno poi la trova ditemelo, ma non è stata mai pubblicata nel dopoguerra una mappa delle colonie di confine. Allora si è fatta tutta quella mitologia, la villeggiatura, il fascismo andava, gli oppositori a fare un tour, quasi una dittatura tour operator, no? che mandasse, ma dobbiamo cominciare a mostrare le cose, a dirle. E allora ho preteso che ci fosse questa mappa, per esempio. Torej, bistveno v tej knjigi je umeščanje celotne problematike italijanskih koncentracijskih taborišč v zgodovino. Bistven je tudi konkretni zemljevid. Zgodilo se je, da sem spoznal mlade župane, ki so na podlagi zemljevida v moji knjigi ugotovili, da je njihov kraj tudi obsegal medvojno kakšno taborišče. Tak primer je recimo Lanciano v Abruzih. Mestece je odlikovana zlato kolajno za zasluge v uporništvu, ampak župan ni vedel, je videl v moji knjigi, da je tam obstajalo tudi neko taborišče. In ko sem se pogajal z založnikom o krčenju te knjige, je bila najhujša bitka z grafičnim delavcem, kajti on je hotel, založnikovo seveda, da je bilo čim manj zemljevidov. In recimo jaz tukaj objavljam prvič, vsaj jaz ne poznam druge knjige, ki bi to imela, zemljevid, kje so bili kraji konfinacije, ne taborišče, konfinacijske kolonije v Italiji. Grafik je prav, kaj ima to opraviti z vsebino knjige, ki govori o taboriščih. Vendar mislim, da je tudi to zelo pomembno, kajti ne samo, da so taborišča potem ustvarili večinoma v krajih, kjer so že prej konfinirali politične nasprotnike, ampak tudi s tem, da razlikujemo med konfinacijo in taborišči, se izognemo tisti mitologiji, ki je v Italiji dolgo in še vedno cvete, ko se govori o številu taborišč, ampak tudi o tem, kakšen je bil značaj, ko si je neki politik tudi dovolil reči, da je fašistični režim pošiljal ljudi na počitnice v lepe kraje, ne pa
ne pa jih kaznoval za pošiljanje v konfinacijo in podobno. Kot da bi bila diktatura kot nekakšen turistični operater in ne pa zatiranec. Ecco, mappatura mi permetterei di dare un'estensione a questo termine. Mappatura è sostanzialmente la mappatura geografica che poi si accompagna anche ad una mappatura storica, ma userei ancora un terzo livello di mappatura, cioè una mappatura concettuale relativa ad alcune definizioni, definizioni che dobbiamo pur provare a dare, anche quando sono terreni terribili, di sabbie mobili. Io ho provato anche, insomma, a dare delle differenziazioni tra campo di internamento e campo di concentramento, che non è assolutamente una cosa facile, anche perché spesso poi non c'è, forse si utilizza. La prima prova è il fatto che per esempio l'internamento dei lager viene chiamato internamento, i campi vengono spesso chiamati anche campi nazisti, eccetera, però ho provato a mettere alcuni paletti, ma in particolare credo che mi sono spinto a dare questi due grandi macro settori, diciamo, no? Che sono stati richiamati anche prima da Damian, mi pare, dell'internamento parallelo e dell'internamento regolamentare, e che poi se guardiamo bene dietro questi macro settori, dietro queste linee, sì, c'era anche la realtà dell'internamento ebraico e dell'internamento sloveni e croati prima dell'8 settembre naturalmente. Ecco, queste definizioni non le troveremo mai nei documenti che andiamo a cercare, perché non esiste un internamento. Alcuni studenti miei spesso poi sono tornati delusi, sono andati all'archivio centrale dello Stato, ma l'intervento ho cercato negli indici non ci sono ovviamente dei fondi, ma ritengo che sia utile, e intanto vedo che la cosa è passata, perché con grande piacere devo dire ci aiuta, si utilizza, perché l'internamento parallelo, in pratica lo potrei chiamare anche l'internamento extra legge, un internamento che non esiste neanche sulla carta, neanche sulle cose che diceva il fascismo stesso, è una roba fuori legge. È una roba fuori legge che in qualche modo bisognava chiamare. Ho usato questa terminologia. Quello regolamentare, in qualche modo ci sono dei punti, perché poi non è che dobbiamo fare gli antifascisti e sparare sempre sul fascismo con la stessa potenza di fuoco, cioè il fascismo ha fatto degli internamenti che erano assolutamente in alcuni casi paragonabili agli internamenti che faceva la Gran Bretagna sull'isola di Man, in sostanza. Non è che poi, diciamo, la lotta al totalitarismo si fa scrivendo con la matita rossa le cose, ecco. E allora, diciamo, in questo senso, e finisco veramente, cioè l'internamento parallelo, l'internamento regolamentare. All'interno dell'internamento regolamentare dove lo vediamo che siamo in una dittatura? Siamo in una dittatura laddove vengono internati gli oppositori politici, laddove vengono internati gli stranieri inglesi che si trovano a Firenze, che stanno lì, l'Italia in guerra con la Gran Bretagna. Naturalmente non c'è niente di strano, era quello che avveniva normalmente anche in Gran Bretagna. Mi fermo un attimo, poi Torej, ko govorim o mapaturi, postavljanju na zemljevid, ne mislim, kot že rečeno, samo na geografski zemljevid, ne samo v okvirjanje zgodovinske značaja, ampak predvsem mi gre za to, da se pojmi razjasnijo, da so zelo jasni. Čeprav je to zelo kompleksno, sem jaz skušal urediti te pojme. Naprimer, kaj so internacijska taborišča, kaj so koncentracijska taborišča. In potem predvsem velika delitev, o kateri so predhodniki že govorili, o tako imenovanem zakonom urejenim zapiranjem ljudi v taborišča in tako imenovanim paralelnim ali usporednim zapiranjem. Znotraj teh kategorij, recimo za tem paralelnim, najdemo spet druge delitve, internacija Judov, Slovencov, Hrvatov in tako dalje. Moram reči, da seveda takih delitev v izvirnih dokumentih in listinah ne najdemo. Nekateri moji študenti so bili razočarani, so šli v osrednji državni arhiv v Rim, rekli smo iskali po katalogih, kjer piše usporedno interniranje, in smo našli. Torej, to je, zgodovinopisje skuša to ustvariti, te razlike in te pojmovne
pač definicije, zato da potem vemo, o čem točno diskutiramo, in moram reči, da so bili ti pojmi, ki sem jih jaz povedal v svojih knjigah, nekako sprejeti v italijanskem zgodovinopisju. To usporedno interniranje bi lahko imenovali tudi interniranje extra legem, torej izven zakona, nezakonito, protizakonito, tudi v primerjavi s fašistično, takratno fašistično zakonodajo. Je kršilo celo zakone takratne diktature. Medtem ko zakonom urejeno je zakonito interniranje, je obsegalo tudi pojave, ki so čisto normalni, ne zato, ker je bil fašistični režim, pa zdaj obsojali vse skupaj, metali vse v isti žakelj. Recimo to, da so internirali tuje državljane države, s katero je bila Italija v vojni. To je bilo nekaj normalnega takrat, to je delala Velika Britanija na otoku Man, to je vsaka država v vojni tuje državljane na svojem ozemlju internirala, ali vojne ujetnike in tako dalje. Torej, tudi to je pomembno, da razlikujemo, da ne mečemo vsega v koš. Ecco, queste mappature quindi come fatto importante anche di mappature concettuali, ma ritornando alla mappatura geografica, è stato spesso un sacrificio enorme riuscire a raggiungere tutte queste località, tutte queste di cui magari c'era solo un nome che girava e che non esisteva come toponimo. Io citerò una cosa qui anche perché nel citarla voglio ricordare che sono riuscito a ricostruire il luogo del campo di Tavernelle, uno di questi campi, Pietrafitta, Tavernelle, Ellera, questi 3 campi di lavoro. C'era il campo di Castel Sereni, la subunità di Castel Sereni, che non è né un comune, né una frazione, né una città, non esiste nessuna carta. Io ci ho provato diverse volte ad andare a cercare nei registri, alla fine, ecco, che cosa non si deve fare per fare quando si è all'inizio di uno scavo di questo tipo sul territorio. Ho pensato al metodo Schliemann, cioè all'archeologo che va a trovare Troia con l'Iliade. Sono sceso alla stazione di Ellera, alle porte di Perugia, con il Walkman, con la registrazione di una mia intervista al carissimo amico che non è più tra noi, Marian Cesnik. E qui approfitto per ricordare che veramente sì, Lubiana era l'archivio, era l'istituto, ma Lubiana era anche Milano Sredika, Marian Cesnik e tanti altri amici ex internati, combattenti, che adesso non sto qui a ripetere, ma che veramente mi hanno dato un aiuto portentoso, anche spesso a livello di indicazioni, di traduzioni. Con Cesnik, che è andato in questo campo, io con il Walkman sono sceso dal treno con lui e lui mi diceva: ci ho messo 3 ore a piedi all'alba, io ho fatto questo tentativo di azzannamento da parte di un cane, insomma ho seguito questa vecchia ferrovia e alla fine, col racconto di Cesnik sul tipo di costruzione dove lui stava appunto a Castel Sereni, ho individuato un edificio semidiroccato e dei contadini mi hanno detto che apparteneva ai Sereni, alla famiglia Castello dei Sereni. Il Castello dei Sereni, ho capito. Questa perlomeno è il livello della ricerca a cui io sono arrivato. Ora se andremo oltre, perché la ricerca naturalmente non è mai finita, però ecco, significava anche questo fare le prime mappature dei campi fascisti, perché non solo c'era il vuoto a livello bibliografico spesso, ma c'era anche a livello di situazioni locali. Poi stiamo parlando di campi di lavoro, cioè dei cantieri sostanzialmente, che sono durati lo spazio di alcuni pochi mesi. No, če zdaj govorimo prvo o zemljevidu, na katero sem postavil vsa ta taborišča, moram povedati, da je sestavljanje takega zemljevida o pomanjkanju bibliografije in dokumentov zelo naporno in zahtevno delo. Recimo, če govorimo o delovnih taboriščih, ki so obstajala samo po nekaj mesecev, Tavernelle, Pietrafitta, Ellera, to je vse pri Perugii, v Umbriji. Recimo, govorilo se je o taborišču Castel Sereni, vendar tega kraja ni na nobenem zemljevidu, to ni ime neke občine, ne nekega kraja, ni na nobenem zemljevidu.
Kako naj ga najdem? Odločil sem se za metodo arheologa Šlimana, tistega, ki je odkrival ostanke Troje z Iliado v rokah. Torej, izstopil sem na železniški postaji Ellera pri Peruggi, sabo sem imel zvočni posnetek intervjuja, ki sem ga imel zdaj že žal pokojnim Marijanom Čestnikom, ki je bil tam interniran. On mi je pripovedoval, z postaje smo hodili 3 ure, tam levo, desno in tako dalje. In s to registracijo v roki sem jaz hodil po zdaj že opuščeni železnici, napadel me je in ogriznil me je neki pes in tako dalje. Torej, šel sem od stavbe, kot mi je on opisal, naletel na neke kmete pred neko podrtijo, spraševal in so mi rekli, ja, Sereni. Ta kmetija je bila del posestva teh Serenijo, torej Kastel Sereni, graščina Sereni, in sem razumel, da je bilo taborišče v tisti stavbi. No, pri tem bi je rad tudi spomnil, da poleg dokumentov sem v Ljubljani naletel tudi na izredno dragocene pričevalce, bivše internirance, bivše borce, Miljana Sredkarja, Marjana Čestnika in druge, ki jih ne moram zdaj naštevati, in tudi njim se moram zahvaliti, da sem lahko to delo opravil. Io ringrazio ancora una volta, finisco e voglio dire solo una cosa che dicevo poco fa alla giornalista che mi ha intervistato sotto. Mappatura significa anche stare attenti alle definizioni, perché per esempio per me è inaccettabile la definizione di campo di sterminio a campo di razza, tanto per essere chiari. Nel 1971 è uscito il libro di Potočnik in Slovenia che si intitolava Campo di razza, mi pare di ricordare. Nel 79 questo libro è stato tradotto in italiano dall'Ampli, perché qualcosa, diciamo, c'erano queste eccezioni che facevano la regola, qualcosa avveniva, naturalmente poi non arricchivano. La traduzione italiana di questo libro di Potočnik è Il campo di sterminio italiano, l'isola di Rabba. Ora, quando si dice ci sono mare di pubblicazioni, ci sono video, ci sono documentari, su Rabba ormai abbiamo una sterminata quantità di materiale. Quando si dice isola della morte sono d'accordo, quando si dice che a Rabba morivano in quel periodo autunnale più che a Buchenwald sono d'accordo, io l'ho scritto, ma dobbiamo stare molto attenti, perché i campi di sterminio non è un termine che si possa oggi, dopo Auschwitz, dopo quanto è venuto, usare con faciloneria. Questi termini, campo di sterminio, e mi sono rammaricato anche di recente, sono stato l'ultima volta a Molat nel 96, ho visto un sacco anche di pubblicazioni locali, campo, lo sterminio italiano in Dalmazia, eccetera. Credo che dobbiamo stare molto attenti anche all'uso dei termini, all'uso di una, quindi questo concetto di mappatura generalizzato, e in questo contesto forse io avrei evitato, ecco, a pagina 258 dell'edizione slovena, di mettere questa vecchia mappa che serve solo all'interno del Museo di Storia Contemporanea, io l'avrei messa lì per segnare una delle tappe dell'avanzamento di ricerca, oppure anche qui, ma con l'indicazione più precisa, perché altrimenti può anche il CEDEC di Milano, per quanto riguarda l'internamento, è curioso questo fatto, per quanto riguarda l'internamento ebraico, ha una mappa di quegli anni di avanzamento di ricerca, dove però non venivano messi insieme i campi di Salopoli, i campi di prima, eccetera, eccetera. In questo senso probabilmente la didascalia dovrebbe aiutare di più, ma in generale, ecco, io sono veramente contento di tutto, contento che il libro esista in Slovenia, per me è una cosa meravigliosa, e ricordo appunto che qui per me è stato quasi uno dei punti, mi trovavo a casa e senza questi voli, senza l'incontro con Milica Vovins, con Tone Ferenc, con gli altri amici che ho nominato, ma mi ricordo la Iadrescu anche dell'archivio, che era eroe che sempre mi stava lì ad accudire, non so se lavora ancora qui, e niente, grazie. Torej, rad bi se ponovno zahvalil, ampak bi dodal še eno opombo, ki sem jo navedel že prej v intervjuju, zaradi katerega ste me malo čakali. Biti moramo zelo pozorni, ko gre za definicije. O Rabu ni mogoče reči, da je uničevalno taborišče.
Leta 1971 je Franc Potočnik izdal svoje spomine na Rab, leta 1979 so šli v italijanskem prevodu, to je Zveza partizanov Ampi, torej nekaj se je kljub temu delalo, vendar ni bilo tako razširjeno. In naslov so dali Il campo di sterminio italiano Isola di Rab, torej italijansko uničevalno taborišče otok Rab. Če rečemo otok smrti, če rečemo, da so na Rabu ljudje umirali pogosteje ali številčneje kot istočasno v Buchenwaldu, vse to je sprejemljivo in je točno, vendar bodimo pozorni, po Auschwitzu ne moremo šaliti s pojmi uničevalnih taborišč kar tako, ampak moramo stvar zelo premisliti. Bil sem nedavno tudi na Molertu in videl več krajevnih hrvaških knjig, ki govorijo o iztrebljanju, italijanskim iztrebljanju, uničevanju v Dalmaciji. Torej, te definicije treba pozorno uporabljati. Glede slovenskega prevoda bi dal samo eno pripombo. Na strani 258 je v slovenski izdaji star zemljevid. Vendar ta zemljevid odraža takrat, ko je bil pač izdelan, takratno vedenje o značaju različnih taborišč, o njihovem številu, postaviti na zemljevid in tako dalje. Jaz bi se mu izognil, ker to sem v italijanski zdaj, ali pa bi vsaj pod zemljevid napisal malo bolj obširno, zakaj točno gre, zato da se ne ustvarjajo spet neki nesporazumi. Ampak mimo te pripombe ponovno izražam svoje veliko zadovoljstvo. Čudovito je, da imamo svojo knjigo tudi v slovenščini, da jo danes predstavljamo tukaj, v tej točki, ki je bila bistvena za moje raziskovanje. Tu se čutim kot doma. Vedno se z veseljem spominjam srečanj s spominjico Hinc, s Ferencem, vsemi ostalimi, ki sem jih že omenil, z arhivisti, in hvala tudi vsem vam za udeležbo. Hvala lepa. To je nujno, da se pač prevodce dela konsekutivno in se družina vsaj podboji, tako da hvala lepa še enkrat kolegu Spartaku. Ponoma se strinjam z njim, da je treba biti zelo previden pri uporabi terminologije. To se dostakrat dogaja tudi v današnjem času, ko se vse prehitro označi ali izenači kakšno dogajanje ali z Auschwitzem ali kakšnimi drugimi taborišči. Naj samo mimogrede omenim, da so v coni A in pa tudi v Italiji že pravzaprav julija 1945 izenačevali taborišče za vojne ujetnike v Borovnici, jugoslovansko seveda, ki je bilo res, v katerem so bili pogoji res zelo hudi, ampak nastali je enačaj Borovnica je enako Dachau. In tu je že en tak prvi indikator, kako nevarno so ta izenačevanja. Naj pa poleg tega še omenim, da avtor na nekem mestu v knjigi pa po drugi strani razmišlja o tem, kako je sicer dan spomina 27. januar na holokaust seveda na vsak način nekaj dragocenega, da pa je v tej koncentraciji na Auschwitz in na grozote Auschwitza da pa so te primerjavi pa dejansko zbledele pa grozote v drugih taboriščih, ki sicer niso popolnoma primerljive, ampak so še vedno grozote. Zdaj pa bi dala besedo vam. Signor Dottore, prima di tutto devo ringraziarvi per il vostro lavoro e per il vostro libro, però devo dire ancora una cosa. Io sono stata condannata davanti il tribunale militare a Lubiana nell'anno 42 per 10 anni del carcere, e così come io sono state condannate molte ragazze, donne e anche gli uomini
dai paesi sloveni, Dalmazia e Montenegro. E nei carceri ci hanno crudele maltrattato e dopo ci hanno mandato nei casi penali. Per esempio a Venezia, alla Giudecca, a Padova, a Perugia, casa penale, e a Fossambroke. E là non ci hanno messi, per esempio, a parte come i politici, perché tutti siamo lavorati nei movimenti di liberazione in Slovenia, sicuro, oppure per il tradimento, oppure per le altre robe ci siamo arrestati. Ma ci hanno messi fra i criminali, quelli ladri, quelli che hanno ucciso qualche uomo, e noi, così innocenti ragazze, ci hanno messe fra questa gente. E penso che quello non era ancora scritto. E siamo stati in queste case penali fino che sarà la capitolazione dell'Italia. E ancora dopo non ci vogliono lasciare a casa, specialmente a Perugia, dove sono stata io. E soltanto dopo 3 mesi la nostra organizzazione in Lubiana, su Villa Fronta, ha sotto Croce Rossa mandato un nostro camerato che aveva anche la sua figlia nel carcere, e riuscito che siamo andati col treno verso Lubiana. E devo dire che per esempio a carcere, a casa penale a Perugia c'erano tante persone, sicuro 50, no, ancora di più. E così penso che non lo so il numero delle tutele, però sicuro sono tante. Hvala lepa. Jo potrebno prevajati? Mislim, da boš nekako vzela. Questo che lei dice è una testimonianza molto importante. Io ne ho conoscenza di queste situazioni, non le ho studiate, non le ho approfondite, ma naturalmente quando io dicevo uno dei miei obiettivi dell'87, diciamo così, era quello anche di capire, di far capire a più gente possibile in Italia, anche a studiosi, per esempio del mondo ebraico, che c'è stata una persecuzione più cruda del lavoro, più dura del lavoro, perché io dico delle cose a volte anche nelle scuole, anche nei convegni, che sono politicamente scorretti, perché ormai diciamo si parla sotto l'effetto, no, del giorno della memoria, 27 gennaio, alcuni insegnanti, alcuni ragazzi poverini, alcuni storici poverini pensano che tutto si risolva lì, che la memoria del Novecento sia lì, ma veramente questo è inimmaginabile con tutto quello che Auschwitz ha significato, eccetera. In particolare io faccio una divisione netta all'8 settembre. Questo libro, se voi guardate, finisce l'8 settembre. E il progetto iniziale con Einaudi era di fare un secondo volume, non chissà che poi un giorno non lo faremo, che si intitola I campi di Salò. Nel progetto iniziale c'era questo, doveva essere un volume unico, poi per via di tutte quelle pagine abbiamo deciso che si sarebbero fatti 2 volumi, il secondo intanto ci stiamo riposando, ma
io dico una cosa che a volte sembra troppo forte. Gli ebrei hanno avuto le leggi razziali, il fascismo nel 1938 ha emanato le leggi razziali, le minoranze slovene e croate in Italia a un certo punto non hanno più potuto usare la scuola, non hanno potuto più usare le loro lingue, ma gli ebrei con le leggi razziali avevano le loro scuole, non è mai stata impedita la loro identità culturale. Lo so che sembra strano questo, sembra che io dica delle idiozie perché gli ebrei con tutto quello che gli è successo, sì d'accordo, ma con tutto quello che gli è successo, ma il problema cruciale, quando io faccio il capitolo degli alloggi, dei campi speciali per alloggi, gli ebrei non avevano avuto dei campi speciali loro prima dell'8 settembre, e naturalmente nella persecuzione, il fascismo di frontiera, che cos'era? Nella persecuzione antislava, il nemico non era di tipo palesemente razzistico, perché lì bisognava fare le leggi anti-ebraiche per un discorso che in qualche modo allineasse l'Italia alla Germania, anche se non c'è mai stata un'imposizione tedesca, ma per quanto riguarda la repressione, diciamo così, antislava, non finisce naturalmente nell'interramento, ma il confino stesso, molti sloveni e croati sono al confino, Ventotene è il quartier generale della deportazione antifascista non solo degli italiani, ma sloveni, croati, montenegrini, albanesi, africani, sudditi delle colonie. E nelle carceri, quello che succede nelle carceri dopo l'8 settembre, anzi dopo il 25 luglio, è qualcosa di vergognoso, no? Perché in Italia il fascismo cade, però gli antifascisti restano. Il fascismo cade, ma gli antifascisti, e col contagocce vengono cacciati, liberati prima gli antifascisti generici, poi alla fine tra gli antifascisti italiani i comunisti, poi dopo i comunisti gli anarchici e poi alla fine gli alloggi. Perché? Perché sono i nemici numero uno. E c'è questo che io chiamo cronologia, ma è più che una cronologia, c'è tutta una serie di disposizioni che in alcuni passaggi dopo il 25 luglio vale sia per gli internati che per i carcerati, cioè perché la liberazione degli internati e dei carcerati, diciamo, politici era una delle clausole delle condizioni armistiziali. Non è che il fascismo poi li ha liberati perché il fascismo, noi ci confondiamo perché i 45 giorni di Badoglio c'è stata tanta di quella continuità che io stesso vengo qui a confondere e dico fascismo, perché quella era la situazione. Questo che lei, di cui lei ha detto è importante, ma naturalmente non è compito mio con i campi del dubbio. Ja, gospa je opozorila na usodo deklet, ampak tudi moških seveda, ki so jih italijanska vojaška sodišča obsodila v Sloveniji, v Ljubljani in pošiljala v zapore v Italiji. Benetke, Padovo, Perugia, Foscovone, kaznilnice. In da je ta zgodba premalo upoštevana v zgodovinopisju oziroma ni opisana, in tudi zlasti to, da po padcu fašizma septembra 1943 še nekaj mesecev so krajevne oblasti in uprave teh kaznilnic zadrževale te jetnike in jih niso izpustile, dokler ni prišlo do kombinirane akcije Osvobodilne fronte in Slovenskega Rdečega križa. No, ampak avtor odgovarja, da da se mu zdi pričevanje zelo na mestu in zelo pomembno, pozna te primere, čeprav jih ni študiral, kajti ko si je postavil svoje cilje leta 1987, je rekel tudi, moramo razjasniti pojme. On se tukaj loteva samo taborišč, ne pa zaporov, ne pa drugih oblik represije, konfinacije in tako dalje. On je moral tudi judom in drugim govoriti dokaj politično nekorektno, kot bi danes rekli tudi v šolah, ko je povedal, da so nekatere druge skupine v Italiji pod fašizmom preganjali huje kot jude. Zdaj se zdi, da je 27. januar skoncentriral vso pozornost na Auschwitz in na uničevalna taborišča za jude, vendar to ni vsa realnost. Bile so taborišča tudi za politične zapornike, bile so druge oblike preganjanja. Potem, ko razlikuje, tudi ta knjiga sega do 8. septembra
1943. Ne govori o taboriščih pod Salojsko republiko ali pod nemško zasedbo v Italiji. Čeprav je bil sprva v načrtu še drugi del ali pa nova knjiga pri Einaudiju, ki bi imel naslov Salojska taborišča. Mogoče bo do te knjige kdaj prišlo. Vsekakor, Judje so leta 1938 v Italiji doživeli rasistično zakonodajo, vendar so recimo ohranili svoje šole. Slovenska in hrvaška menšina sta bili brez vsega tega in z drugačnimi oblikami zatiranja obmenega fašizma že veliko prej. Slovenci in Hrvati so tako kot politični nasprotniki fašizma doživljali konfiguracije, entertaina in tako dalje. In sramotno je ravno to, kar ste vi omenili, da po 25. juliju, ko je padal fašizem, pa še ne bilo kapitulacije Italije, da je fašizem padal, antifašisti pa so ostali nasprotniki, so ostali v zaporih. Potem so začeli nasplošno spuščati antifašiste nasplošno, v kasnejši fazi komuniste med njimi, v še naslednji fazi anarhiste in v zadnji fazi tako imenovane tujerovce. Kajti Slovenci in Hrvati so bili za takratni Italijo prvi sovražnik. Opozoril bi samo še na to, pravi avtor, da je na koncu knjige kronologija, torej seznam ukrepov, zakonskih, upravnih in drugih ukrepov, ki govorijo o teh oblikah zatiranja. No, za čas po 25. juliju 1943 so nekatere določila, ki veljajo tako za zapore kot za taborišča, torej enako prizadevajo obe kategoriji in tukaj najdemo skupno usodo takrat zaprtih Slovencev, ki jih ni izpustila Italija zaradi svoje dobrote, ampak je bila to zelo natančna klauzula pogodbe o premirju zavezniki. Hvala lepa. Še kdo? Jaz bi samo malo dopolnila glede kombinacij v Italiji, ki je seveda zelo pomembna tematika, je vendarle so popisani vsi konfiniranci v knjigi Dal Ponte, Amplia, l'Italia al confino, se pravi, vsak zase, da je bil po svojem med njih, da so vsi Slovenci, province Gorica, provinče, Reke in tako naprej. Glede tega zadnjega vprašanja pa po 8. septembru pa taborišča v Italiji je primer Cairo Montenotte, ne vem, koliko si ga ti obdeloval, kjer so bili vsi moški primorci, samo alođeni, samo moški, kakšnih 500 ljudi do noter, ki je taboriščni komandant izročil kompletno vse Nemcem in so jih vse transportirali v Mauthausen. Filipič je to napisal, da je bilo filmo Mauthausen in tam to stvar ugotavlja in tudi po imenu nakazuje. Zdaj, jaz ne vem, koliko so ta taborišča, Cairo Montenotte sem že zadnjič spraševala sploh, kje bi bili arhivi, tudi mene zanima, jaz imam očetovo korespondenco doma med drugim iz tega taborišča, sploh to se zdi Ligurija, ne? Sì, allora io su Cairo Montenotte ho presente, infatti ho tradotto alcuni passaggi di Filippic, so del suo lavoro e sono stato chiamato anche, sono stato contattato da alcuni centri studi di quella zona lì e so che è stato pubblicato anche qualcosa, non molto tempo fa, comunque dopo l'uscita dei miei campi di luce, per cui non è indicato in bibliografia a livello di locale, ma non particolarmente storiografico, diciamo, più divulgativo. Sugli elenchi io ho degli elenchi, ho visto degli elenchi, mi pare che siano gli stessi di Filippic, adesso non... Di Filippic sì. Sì, non solo di Filippic, anche all'archivio centrale, anche allo Stato Maggiore, anche allo Stato Maggiore dell'Esercito a Roma, qui a Lepanto ci sono degli elenchi, sicuramente saranno gli stessi, ora non saprei rispondere su due piedi se ci sono cose nuove in archivio, ma ci sono comunque gli elenchi in via Lepanto a Roma. Pravi, da glede Cairo Montenotte se ni posebej s tem ukvarjal, čeprav pozna vsaj iz prevodov nekatere poglavje iz Filipiča, tudi nekatera kraljevna središča, ki preučujejo po preteklo zgodovino na tistem območju,
so ga kontaktirali, iskali so kakšne podatke, ve, da je nedavno nekaj poljudnega išlo v tem taborišču, videl pa je sezname internirancev v italijanskem osrednjem arhivu, torej v osrednjem arhivu italijanske vojske v ulici Lepanto v Rimu, ne vem, če so isti seznami kot Filipičevi, vsekako ti seznami so, koliko drugega gradiva pa je, ne bi znal takoj povedati. Hvala. Ne samo menim, da je taborišče Cairo Montenotte sicer opisano na kratko tudi v knjigi, tako kot druga taborišča za tako imenovane alođene, in pa da po drugi strani to taborišče ni bilo edini primer, da so taboriščniki bili zajeti strani Nemcev in potem postali v nemška taborišča. V takih primerov je bilo še več drugih na ozemlju, kjer je potem bila ustanovljena Salonska republika, kjer so seveda Nemci so bili zavezniki, tam so pa tako da zlasti julije v teh taboriščih so bili potem zelo hitro poslani v Auschwitz. Še kdo? Če ne, jaz ne bi zavračevala, zahvaljujem se vam za poslušanje, za pozornost in še kdaj. Hvala lepa.